I grandi musicisti. Si chiama Daniele Parussini, il codroipese che insieme agli organi Zanin è forse più famoso fuori dal Medio Friuli che in casa. Dopo averlo ascoltato in diverse esecuzioni, sia in chiesa che col suo clavicembalo in municipio, gli ho chiesto quali saranno i prossimi impegni pubblici. A Bibione dal 15 al 17 maggio, in cui sono stato convocato come segretario di concorso per il terzo concorso organistico Rino Benedetti, dedicato alla memoria dello compianto Rino Benedetti, donatore del magistrale e grandioso organo Zanin della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, e dedicato a giovani organisti appena diplomati o non ancora diplomati. Quest'anno il successo è stato veramente strepitoso per il momento, in quanto abbiamo avuto 20 iscrizioni, che è il massimo disponibile da bando di concorso, e con un mese di anticipo, e quindi siamo come parrocchia e come a nome mio anche personale siamo veramente molto felici. E i concorrenti vengono da tutte le parti d'Italia e quindi è già un bel successo. Poi la musica farà la sua parte in sede di concorso. Prestigiosa è anche la giuria, con il maestro Zaifen, che è uno dei più grandi improvvisatori e organisti attualmente al mondo, e quindi sarà un bel colpaccio musicale. Il secondo più importante appuntamento e anche più impegnativo dal punto di vista organizzativo è la stagione estiva di concerti che organizzo ormai da 3 anni presso il Duomo di San Giovanni Bosco in Vignano Sabbiadoro, sempre un organo Zanin del 2012, nel quale organizziamo ogni sabato sera un importante concerto della durata di 45 minuti e quindi chiamati Frammenti di Infinito, e in cui si alterna la musica per organo solo con qualcos'altro sempre affiancato. Può essere un coro, un altro strumento, un quartetto d'archi, un quartetto particolare come quest'anno il quartetto quasi barocco, che proporrà musiche di autori barocchi rivisitate in chiave moderna. Rimando l'appuntamento con Daniele Parussini a Bibione il 15 maggio per il Ponte News Marco Mascioli.